Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Niscemi, quinto giorno senza casa per gli sfollati della zona rossa, mentre la pioggia riaccende la paura. Fuori dall'emergenza una comunità sospesa chiede sicurezze, risposte e offre solidarietà. I disastri siciliani dalla frana di Niscemi al ciclone Harry sono terreno fertile per gli scontri politici. Da Roma a Palermo tutti contro tutti. Il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini sulla costa ionica del Messinese per verificare di persona i danni del ciclone Harry. Si è parlato di risorse, burocrazia e anche di ponte sullo stretto. A Licata flagellata dal maltempo, crolla un'abitazione, danni ingenti ma per fortuna nessun ferito. Al cimitero un pino abbattuto dal vento ha danneggiato alcune tombe. Omicidio di Partinico, fermato il presunto assassino dell'allevatore Vito La Puma. Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento nei pressi di un viadotto a Bolognetta. Nello scontro tra un camion e un'automedica 3 vittime, le persone decedute, 2 operatori sanitari e una donna dializzata viaggiavano a bordo della vettura. E poi il calcio in Serie C, Catania domani in campo a Potenza con il Sorrento. Obiettivi degli uomini di Toscano Centrale, la 4ª vittoria consecutiva e mantenere il primato. Bentrovati al TG Sicilia. A Niscemi oggi è il quinto giorno fuori dalle loro case per gli sfollati della zona rossa. La pioggia riaccende la paura. Fuori dall'emergenza una comunità sospesa chiede sicurezza e risposte e offre solidarietà. Eva Spampinato. A Niscemi ogni goccia di pioggia fa paura e qui continua a piovere su una situazione già drammatica. La linea del fronte della frana continua ad arretrare e la zona rossa è destinata ad allargarsi. Anche oggi continua la via crucis degli sfollati che chiedono aiuto e si fanno accompagnare, lo vediamo nelle immagini, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile che scortano i cittadini nelle proprie abitazioni, quelle che sono rimaste all'interno appunto della zona rossa, per recuperare i propri oggetti personali. Voi siete in fila per chiedere di essere scortati in casa? Sì, stiamo aspettando, dobbiamo completare il foglio e andiamo a recuperare quello che ci necessita. Fuori dalla zona rossa il paese vive a metà, sospeso, sapendo che nulla sarà più come prima. Mentre le responsabilità rimbalzano, resta una certezza: un'intera comunità chiede risposte e sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità, già è in campo il Genio Militare, il Libero Consorzio, i tecnici del comune, i sopralluoghi sono pronti e quindi noi abbiamo detto il prima possibile, ma già sono all'opera. Le scuole si stanno definendo alcune vicende e verranno riaperte, poi comunicherò quando non è certo lunedì. No, guardi, queste comunicazioni le dà il prefetto. Intanto al Palazzetto Pio La Torre, dove è stato organizzato il centro di accoglienza per gli sfollati, i volontari, tra cui tanti giovani, organizzano il pranzo. Una persona dalla pasta, una persona dal secondo, una persona dal secondo, una persona dal contorno, una persona dall'acqua e la frutta. Oggi siete volontari? Sì, oggi aiuterete gli sfollati per il pranzo? Sì, oggi è il primo giorno, infatti ci ha spiegato come dobbiamo organizzarci perché non sappiamo come dobbiamo fare. Ci sono anche tanti ragazzi? Sì, i nostri figli, ci siamo messi a disposizione per Voi di dove siete? Di Niscemi. Questo è diventato anche il punto di raccolta della spesa solidale. Nel dramma la comunità si stringe attorno a gesti concreti. E i disastri siciliani, dalla frana di Niscemi al ciclone Harry, diventano terreno di scontro politico. Da Roma a Palermo tutti contro tutti. Manlio Viola. E tutti contro tutti nella politica siciliana e italiana nel post-ciclone Harry e frana di Niscemi. Per PD, 5 Stelle e sinistra estrema i disastri sono l'occasione per tentare di affondare definitivamente il ponte sullo stretto già bloccato dalle osservazioni della Corte dei Conti. Annullare questa opera inutile e dannosa e usare i soldi per la ricostruzione è il coro unanime dell'opposizione. A far scoppiare la polemica nella maggioranza però è l'interpretazione data alle parole del vice premier azzurro Antonio Tajani: se c'è un rinvio o un accantonamento valuteremo, aveva detto a Bruxelles.
ma Tajani non si riferiva ai fondi del ponte. Così in serata lo stesso ministro degli esteri su X deve correggere il tiro. Ci sono tante proposte da analizzare, ma quella che prevede di usare i fondi del ponte ci trova contrari. E il Consiglio dei Ministri di ieri, dicono praticamente tutti in coro, di ponte non ha parlato, rimandando ad altra seduta anche il tema del rinnovo del decreto per proseguire nell'iter di costruzione. Mentre la maggioranza blinda questi soldi per il ponte, si cercano risorse anche in Europa e impazza però la polemica sulla frana di Niscemi e sul perché non si sia fatto nulla per evitare che divenisse così disastrosa. Musumeci attiva un'indagine amministrativa, lo fa con decreto senza passare dal Consiglio dei Ministri, la Vardera presenta un esposto in procura, mentre l'ex premier Matteo Renzi attacca il ministro della Protezione Civile su X, un raccomandato della Meloni che non ha fatto nulla, dice. Intanto questa mattina la Regione ha pubblicato l'avviso per censire i danni in agricoltura che si aggiunge al bando per i ristori che era stato varato ieri dalla Giunta Schifani. E leggiamo insieme un'ANSA, partirà dall'acquisizione di un'enorme mole di carte l'inchiesta per disastro colposo aperta dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. Lo scopo è capire se si sarebbe potuto fare qualcosa per impedire l'innesco del crollo del costone che ha lasciato in bilico su un precipizio di 50 metri decine di case e chi eventualmente sarebbe stato deputato a intervenire. E il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini nel pomeriggio sulla costa ionica per verificare di persona i danni del ciclone Harry. Si è parlato di risorse, burocrazia e anche di ponte sullo stretto. Francesco Triolo. Un conto è sentire le testimonianze dei sindaci che ti chiamano al telefono, un conto sono i quattrini che servono, ma più che dai soldi, anche forte di vecchie esperienze, sono preoccupato dei tempi, della burocrazia. Una giornata trascorsa tra Calabria e Sicilia per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini per rendersi conto della scia di disastri che ha lasciato il ciclone Harry, prima in sorvolo, dall'alto, poi di persona, a Furcisiculo come a Letojanni, quindi nel Catanese, accompagnato dal presidente della regione Renato Schifani, ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindaci. La preoccupazione non è solo per le risorse. No, i soldi arriveranno fino all'ultimo centesimo, senza togliere soldi alle scuole, alle strade, ai ponti, alle gallerie e alle ferrovie siciliane e calabresi. Parlava dei tempi, però, ministro, i tempi della burocrazia. C'è un commissario, io ho parlato con Occhiuto e adesso con Schifani, stiamo raccogliendo tutte le richieste dei sindaci, anche per potenziare le macchine comunali. Io ho comuni che hanno un geometra e quindi è chiaro che dare a un sindaco 50 milioni di euro con un geometra comunale non hai risolto il problema. Il tema è d'attualità e il vice premier su una cosa è chiaro: i soldi per la ricostruzione non arriveranno dalle risorse appostate sul ponte sullo stretto. È come se quando c'è stato un problema in Piemonte avessi fermato i cantieri della TAV. Bravo. Uso altri soldi. Ma se un'assemblea regionale approva un ordine del giorno, la maggioranza vuol dire che non c'entra niente. Non è una norma, l'ordine del giorno è una norma. Però c'è una maggioranza. Ma quale maggioranza? I soldi del ponte, tu mi insegni, sono per investimenti nei prossimi anni. Qua ai sindaci servono soldi adesso, non i soldi del 2032. Quindi se uno vuole fare polemica, io non sono qua per far polemica, ricominciamo fra un mese a far polemica. Ci prendiamo questo mese per ricostruire tutto. Poi fra un mese torniamo a litigare con la Schlein. E su questo argomento trova anche la sponda del presidente Schifani. Non occorrerà minimamente intaccare i fondi del ponte per il semplice motivo che siamo in grado, in outsourcing, di risolvere questa emergenza con risorse nostre, ma che comunque, ripeto, sono destinate a progetti ed opere la cui progettazione è in tale ritardo per cui così è la quasi certezza che vadano in disimpegno, cioè vadano restituiti. Licata flagellata dal maltempo, una notte di vento, pioggia e mareggiate ha causato danni in città. Crolla un'abitazione nel cortile Gambino, mentre al cimitero di Marianello un grande pino abbattuto dal vento ha distrutto ringhiere e danneggiato alcune tombe. Davide Sardo. Il maltempo che da giorni insiste sulla provincia di Agrigento ha colpito duramente Licata. Una notte di vento forte e pioggia intensa ha messo in ginocchio la città, causando danni e disagi in diversi quartieri. Strade allagate e rami spezzati hanno reso difficile la circolazione in alcune zone.
Le raffiche hanno provocato il crollo di un'abitazione nel cortile Gambino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Situazione critica anche lungo la costa, dove le mareggiate hanno battuto con forza il litorale. Al cimitero di Marianello il vento ha fatto crollare un grosso pino. L'albero, cadendo, ha distrutto alcune ringhiere e danneggiato diverse tombe. Per motivi di sicurezza il sindaco Angelo Balsamo ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura per l'intera giornata dei cimiteri e delle ville comunali. Intanto sono al lavoro tecnici e operai del Comune per la messa in sicurezza delle aree colpite e la rimozione dei detriti. La Protezione Civile e le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione, invitando la cittadinanza a limitare gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una bimba di 26 giorni è morta questa mattina tra le braccia della madre in un'abitazione del centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. La madre stava per allattarla quando la piccola si è improvvisamente irrigidita. L'ambulanza del 118 è arrivata quasi subito, ma i sanitari non sono riusciti a fare nulla. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza, ma il magistrato ha disposto l'autopsia. La bimba è la terzogenita della coppia. Omicidio di Partinico, fermato il presunto assassino dell'allevatore Vito La Puma. Il servizio di Adelaide Barbagallo. C'è una svolta nell'omicidio dell'allevatore Vito La Puma, di 73 anni, ucciso lo scorso gennaio nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, nel Palermitano. Gli agenti di polizia della squadra mobile di Palermo hanno fermato un uomo di 47 anni, un agricoltore di Partinico, Francesco Loiacono. Gli agenti sono andati a casa sua e l'hanno portato in carcere, ma l'uomo nega di essere l'autore del delitto e l'arma non è stata trovata. Dalle analisi però di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona sarebbe stato notato il furgone dell'agricoltore allontanarsi dal luogo del delitto. La Puma è stato ucciso con 3 colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata. Per quanto riguarda il movente, pare ci fossero dei dissidi tra i due, nati da furti di ortaggi commessi nei terreni dell'agricoltore, che era solito vendere i suoi prodotti nei mercati rionali dei paesi dell'Interland di Partinico. La droga si compra online, i clienti potevano scegliere su diverse piattaforme, soprattutto sui social, e anche selezionare la modalità di protezione della spedizione attraverso tracker GPS. La droga veniva spedita nascosta in più elettrodomestici o ancora camuffata con polvere di caffè o incensi per ingannare il fiuto dei cani antidroga. Sono 11 le persone arrestate dai finanzieri di Palermo, 9 denunciate. Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion automedica, 3 morti, l'impatto nei pressi di un viadotto a Bolognetta. Le persone decedute, 2 operatori sanitari e una donna dializzata, viaggiavano a bordo della vettura. Marco Gullà. Un impatto violentissimo, forse causato anche dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Un altro terribile incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio tra Misilmeri e Bolognetta, nel Palermitano. Nello scontro tra un'auto medica e un camion hanno perso la vita 3 persone. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto. Le 3 vittime sono il conducente e i passeggeri dell'automedica. Si tratta di 2 operatori dell'associazione Madonia Soccorso Ollus, che si occupa del trasporto di emodializzati. Giuseppe Badalamenti, di 66 anni, e Gasparello Giudice, di 48 anni, e di una paziente, Giovanna Oddo, di 95 anni. In lacrime l'autista del camion che si è scontrato con l'automedica. Disperati alcuni parenti delle vittime, arrivati immediatamente sul luogo della tragedia. Non si può morire così, non si può perdere la vita per andare a lavorare, grida un uomo in lacrime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale di Carafridi per i rilievi e le squadre ANAS per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Ancora una volta la Palermo-Agrigento, teatro di tragedie, incidenti e morti, una strada che diventa ancora più pericolosa quando piove. Tentato femminicidio a Biancavilla, un uomo cerca di strangolare e accoltellare la moglie. Provvidenziali la chiamata al 118. Emanuela Corsi.
Aveva tentato di strangolare e accoltellare la moglie durante una lite. Provvidenziale per la donna è stata una chiamata al numero di emergenza 112 che l'ha salvata dalla furia del marito. Il tentato femminicidio è avvenuto a Biancavilla, nel Catanese, in un quartiere popolare della città. L'azione violenta dell'uomo sarebbe scaturita da un diverbio tra i due coniugi avvenuto per futili motivi, che però ha innescato nel 56enne una furia tale da tentare di colpire con un coltello da cucina la moglie, la quale però è riuscita a sottrarsi al suo aggressore e chiudersi in una stanza della casa da dove ha chiesto aiuto ai parenti che hanno allertato i carabinieri. Una volta arrivati nell'appartamento, i militari hanno trovato la vittima in forte stato di agitazione con segni di lesioni. Con lei c'era anche il suo aguzzino. Dopo aver ascoltato la vittima e fatto intervenire i medici del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla, i carabinieri hanno arrestato il marito violento, che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E la Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 11 persone e sequestrato 150 kg di droga del valore di 1,5 milioni di euro. Gli stupefacenti venivano commercializzati su piattaforme online e spediti in pacchi postali. Emanuela Corsi. La piazza di spaccio era il web. I clienti potevano scegliere su piattaforme online, soprattutto sui social, il tipo di stupefacente, ma anche selezionare la modalità di protezione delle spedizioni attraverso tracker GPS o il sistema di camuffamento in piccoli elettrodomestici, o ancora l'utilizzo di prodotti aromatici come la polvere di caffè e incensi per ingannare il fiuto dei cani antidroga. Sono 11 le persone arrestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nell'ambito di un'inchiesta per traffico internazionale di stupefacenti, coordinata dalla Procura del capoluogo etneo. Altre 9 sono state denunciate. Durante le indagini la Guardia di Finanza ha sequestrato 131 kg di hashish, 14 kg di marijuana, 1,7 kg di wax tra le province di Palermo, Trapani e Catania. Un sequestro stimato in 1,5 milioni di euro. L'indagine è scattata con controlli dalle unità cinofile della compagnia di Palermo Punta Raisi sui pacchi in transito negli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici e sui social network, canali che soprattutto i giovani clienti utilizzano per ordinare e pagare la droga. Dai controlli sono emerse 44 operazioni sospette. La Guardia di Finanza ha accertato che agli acquisti online facevano ricorso non soltanto gruppi organizzati in grado di acquistare grossi quantitativi di droga, in un caso sono stati sequestrati 35 kg di hashish in un unico pacco, ma anche singoli consumatori. A Catania, nel quartiere di Librino, per la prima volta sfilano sul Viale Nitta le Candelore, una festa per i bambini che oggi hanno inaugurato il Parco dei Sogni con 3.000 mattonelle di ceramica. Anima l'iniziativa Antonio Presti, Giusy Lazzara. C'è festa oggi a Catania nel quartiere di Librino. Per la prima volta sfilano in Viale Nitta le candelore che precedono le celebrazioni della festa di Sant'Agata. Da piccolo ho avuto il voto anche di portare il sacco di Sant'Agata, però la candelora è sempre stata una mia passione. C'era mio padre, anche mio fratello, ed è nata una passione anche per me. Oggi è stato inaugurato anche il Muro dei Sogni con 3.000 formelle di ceramica realizzate dai bambini delle scuole. Samuele, allora, questa cos'è? È una mattonella che è mia, il mio sogno. Ah, e qual è il tuo sogno, Samuele? È questo, scusa. Inaugurato anche il Giardino delle Rose, voluto e sognato come tutto dal mecenate Antonio Presti. Invece di togliere spazzatura, invece di educare a non creare spazzatura, forse è più importante in questo momento educare a piantare una rosa. Ecco 10.000 bambini, se anno dopo anno piantano una rosa con le mamme e con le famiglie. Librino riacquista un diritto alla cittadinanza in nome della bellezza. Com'è portare questo quadro? Bellissimo. Per me la regina di Catania. E senti, per te che cos'è Sant'Agata invece? Chi è? Una santa. Cittadini! Uscite le materie per l'esame di maturità che inizierà il 18 giugno con la prova scritta, latino al classico e matematica allo scientifico. Le novità di quest'anno però riguardano l'esame orale con 4 materie prevalenti. Al classico anche matematica e storia e allo scientifico si aggiungono storia e scienze naturali. E sarà obbligatorio pena la bocciatura, una norma quest'ultima introdotta dopo il boicottaggio dell'orale nella scorsa
maturità da parte di alcuni studenti con la promozione già in tasca che fecero scena muta per protestare contro il sistema di valutazione. E adesso andiamo a Ragusa, città del formaggio 2026. L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio ha premiato la storia casearia secolare della provincia iblea. Veronica Barbarino. Dopo Santo Stefano Quisquina, Novara di Sicilia, Enna, Godrano, Vizzini e Poggioreale, è Ragusa la nuova città del formaggio 2026. Il riconoscimento è stato conferito dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, che ogni anno premia i territori simbolo della tradizione casearia siciliana. Sceglie queste città con un dossier che andiamo ad arricchire di anno in anno, con tutte quelle che sono le produzioni, le attività e la voglia di poter valorizzare il territorio e le produzioni casearie. Un titolo che celebra una storia secolare profondamente legata al territorio ibleo, dove la cultura del latte si tramanda da generazioni. Qui nasce infatti il ragusano DOP, formaggio simbolo di eccellenza siciliana. Noi abbiamo una fortissima vocazione agroalimentare, come è noto, siamo grandi produttori di latte e siamo anche grandi trasformatori del latte. C'è un riconoscimento importante perché certifica che il nostro ragusano DOP è un formaggio conosciuto, riconoscibile e che dà pregio e lustro a tutto il nostro territorio. Ragusa quindi si prepara ad un anno da protagonista nel segno del gusto. E adesso una pausa, tra pochissimo è il momento del calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, Serie C, il Catania va in campo domani a Potenza con il Sorrento, obiettivo conquistare la quarta vittoria consecutiva e mantenere il primato. Marco Carli. Restare in testa lo ripete come un mantra toscano, la squadra lo ascolta, insegue la quarta vittoria consecutiva per poi dare pressione domenica al Benevento impegnato in casa dell'Atalanta Under 23. Un passo alla volta, una partita alla volta, tutte importanti. E allora intanto il Sorrento, col supporto in più del pubblico etneo, che assieperà la tribuna ospiti e trasformerà il Viviani di Potenza, dove giocano i campani, in uno stadio quasi di casa per il calore che i supporter etnei sanno trasmettere. I ballottaggi, per merito di un mercato fatto bene e per tempo, ci sono nel ruolo di braccetto con Gherardi e Allegretto, con Carnielutti pronto comunque a dare il suo contributo, al centro con Di Noi e Corbari, davanti con Forte e Rolfini, alle spalle D'Ausilio sta benissimo, ma è tutta la squadra a dare garanzie. Stanno tutti bene, vogliono dare tutti il proprio contributo e l'hanno dimostrato. La cosa più importante è che sono pronti, sono sul pezzo tutti, sanno che sono coinvolti tutti, la dimostrazione è stata anche domenica e quindi questa è la cosa più importante. Una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione è tutto, nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.